Va ora in onda Sportello Famiglia. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania, alle ascoltatrici tutte e anche a chi è collegato con noi. Ed esattamente oggi abbiamo Rosario Marcianò e Piero Locatelli. Buongiorno a entrambi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, facciamo una premessa. Questa non è una trasmissione che vuole dare risposte scientifiche, ma vuole dare indicazione da parte di due cittadini ricercatori, perché hanno impiegato una buona parte del loro tempo a navigare su internet e cercare di acquisire notizie su quello che viene chiamato scie chimiche, oppure diciamo in vari modi, ma essenzialmente quelle nubi in cielo che tutti noi vediamo e che tutti noi da qualche tempo ci chiediamo: ma che cosa sono? Allora, navigando su internet, che cosa avete trovato? Chi vuole parlare per primo? Rosario Marcianò, buongiorno. Buongiorno. Aspetta, intanto preciso che la gran parte della ricerca che ho effettuato io in questi anni si limita in minima parte al contributo che internet può fornire rispetto a questo argomento, ma più chiaramente mi sono dato da fare per eseguire delle ricerche sul campo e quindi effettuare delle verifiche per poter ottenere i risultati che oggi abbiamo, giacché ovviamente su internet bisognerebbe fare certo anche un'operazione di scrematura, in quanto molte ecco, proprio quello su internet non sono, diciamo, attendibili. Allora, io ho detto giustamente che lei ha anche verificato, ma diciamo lei ha fatto il cane da fiuto, da tartufo, e ha trovato delle notizie che peraltro sono anche verificabili su internet. Allora, si parla in queste ricerche di nanoparticelle, ma le nanoparticelle sono state definite scientificamente? Allora, guardi, intanto per quanto riguarda le nanoparticelle è un discorso molto ampio che dovrebbe essere dipanato con maggiore tempo, però se noi pensiamo semplicemente ai combustibili che vengono bruciati ad elevatissime temperature, questi producono del nanoparticolato e quindi delle nanoparticelle. Certo. È ovvio che se parliamo per esempio di un inceneritore inesattamente definito termovalorizzatore, anche in quel caso, giacché le scorie vengono bruciate ad elevate temperature, si producono delle nanoparticelle. Questo significa che più elevate sono le temperature, più le nanoparticelle sono piccole. Il nanoparticolato, e quindi si parla di PM3, PM03, PM01, quindi particolato inferiore a PM10, che è il più comunemente conosciuto, sono estremamente pericolosi perché superano la barriera encefalica e quindi sono in grado anche di procurare danni gravi al cervello. Non è un caso se negli ultimi anni sono aumentate patologie come l'Alzheimer e il Parkinson, che sono strettamente legate alla presenza di nanoparticolato di metalli in atmosfera. Per quanto riguarda più specificamente il nanoparticolato derivante dalla combustione di speciali carburanti ed additivi aeronautici a bassa quota su rotte militari, anche da parte di aerei civili, si tratta di nanoparticolato di metalli, in quanto che, facciamo un esempio, lo Stadis 450 contiene tracce di bario, l'El-Ice, che è un particolare tipo di carburante molto efficiente, contiene particelle di alluminio. Additivi speciali che vengono forniti proprio dalle aziende che riforniscono di carburante le compagnie aeree civili e militari contengono additivi a base di manganese. Ora, questi tre metalli nella fattispecie sono proprio quelli che fanno comodo ai militari e ad altre entità civili e militari
per l'ottimizzazione dei segnali radar satellitari per quanto riguarda il range delle microonde banda KA. Sistemi di comunicazione che non funzionano adeguatamente in presenza di formazioni imbrifere contenenti molta umidità. Allora, questi metalli, essendo igroscopici, cioè avendo la possibilità di asciugare l'umidità, fanno alla bisogna e possono essere impiegati sia da aerei civili che militari per ottenere il risultato che necessita. Allora, il primo risultato che vediamo noi sono queste scie. Allora, il signor Locatelli è in collegamento. Allora, signor Locatelli, io leggo qui sulla documentazione che lei mi ha inviato, le nanoparticelle si formano naturalmente tramite processi fisici meccanici ed è possibile ritrovarli, ad esempio, nella sabbia, ma anche in mare, e i vulcani sono dei produttori di nanoparticelle. L'uomo però ne produce in quantità ben maggiori, a partire da processi quali la frittura, la saldatura, il fumo, le frenate dell'auto e l'utilizzo delle stesse auto che provoca usura di pneumatici d'asfalto. Quindi cosa dovrebbe fare ognuno di noi? Diciamo, questa trasmissione si chiama Sportello Famiglia proprio perché noi vogliamo coinvolgere le famiglie in questi discorsi. Allora, lo chiedo a tutti e due, cosa potremmo fare noi per diciamo, diminuire il più possibile la produzione di nanoparticelle? O meglio, ognuno di noi può fare qualcosa? Allora, prima di entrare in merito alle specifiche che ha accennato, alla documentazione, io vorrei in effetti fare la parte del cittadino che vive terra a terra, che guarda in alto. Allora, io credo, poi la parte tecnica la dirà appunto Rosario, che è molto più esperto di me. Allora, io credo che sarà capitato a tutti di alzare gli occhi e di vedere il cielo formato da strane scie che da anni lasciano gli aerei. Personalmente mi sono sempre chiesto cosa sono, cioè dovrebbero essere un fenomeno naturale, invece ho constatato che non lo sono. Ecco. Secondo l'informazione ufficiale o ufficiose di organi competenti, sono il risultato di condensazione degli scarichi degli aerei composti in prevalenza di acqua e ghiaccio. Evoluzioni le cui forme che assumono nel cielo sono da attribuirsi ai venti che ne condizionano la loro evoluzione. Per la loro natura scie di condensazione si dissolvono in circa 30 secondi. Quelle che a ciascuno di noi è capitato di vedere sono scie diverse, più lunghe e tanto persistenti da rimanere nell'aria anche addirittura alcune ore. Ecco, Se notiamo, da molti anni mi sono fatto delle domande senza avere le risposte. Sì, certo. Oggi, dopo varie ricerche in internet, ho scoperto ad esempio, e a tal proposito faccio il nome di un certo Cliff Chernikov, mi scuso se sbaglio la pronuncia, da molti sostenuto un esperto sull'argomento. Costui ha completato una serie di rapporti impressionanti che dimostrano che la nostra atmosfera è attualmente satura di residuo di bario, cosa che ha spiegato l'amico Rosario, come conseguenza delle manipolazioni meteorologiche per opera dei militari. Ecco. Per cui la presenza dei sali alcalini metallici nei campioni di pioggia raccolti in tutti, addirittura gli Stati Uniti, indica che il pH atmosferico si sta modificando velocemente. Ecco, molto probabilmente allora dove troviamo queste, su internet possiamo trovare queste diciamo relazioni? Sì, uno basta che clicca scie chimiche o scie bianche, trova tutta la documentazione che gli interessa. Benissimo, ecco. Allora, chi fosse interessato fra i nostri ascoltatori trova scie chimiche o scie bianche alcune delle cose di cui stiamo parlando. Ma io le chiedevo chiedevo anche al signor Rosario Marcianò,
cosa può fare? Noi siamo completamente impotenti o il cittadino può aiutare queste diciamo... Lascio parlare Marcianova, che credo che siamo un po' in difficoltà, nel senso siamo impotenti. A te, siamo Rosario. impotenti. Marcianova, allora a lei faccio la stessa domanda. Cosa possiamo fare? Ognuno di noi può fare, può fare qualcosa o siamo completamente impotenti? Allora, intanto la prima cosa che bisogna fare è acquisire la conoscenza sulla base della semplice constatazione che siamo sotto scacco attraverso operazioni che coinvolgono non solo i militari ma anche i civili. Abbiamo visto che secondo le indicazioni di Edward Teller lanciate così ad Erice nel 1997, anche le compagnie civili sono coinvolte in queste operazioni, giacché solo i militari non riuscirebbero ad ottimizzare il medium atmosferico affinché le loro apparecchiature radar satellitari possano funzionare correttamente. Quindi il primo obiettivo e quindi quello che dobbiamo fare noi come singoli cittadini è quello di conoscere, acquisire, visitare il sito Tanker Enemy, perché digitando semplicemente scie chimiche si può arrivare anche sui siti di disinformazione che sono spesso indicati in prima pagina, guarda caso, e lasciar perdere quelle che sono le affermazioni ufficiali dell'ambiente scientifico italiano e valutare, una volta che si sono lette le argomentazioni giuste, valutare che cosa fare. L'unica cosa che noi come singoli cittadini possiamo fare è quella di a nostra volta divulgare le informazioni corrette porta a porta, da persona a persona, anche tramite i sistemi ottenuti, diciamo, possibili tramite internet, ma da un punto di vista pratico direi che abbiamo le mani legate, in quanto queste operazioni vengono gestite e coperte dalle istituzioni tutte e dagli ambienti scientifici che hanno notevoli interessi in questo campo. Quindi come singoli cittadini, quando lei si riferiva anche giustamente al nanoparticolato per quanto riguarda l'inquinamento, ci tengo a precisare che un singolo aereo che rilascia i suoi composti chimici, anche solo fosse per combustione a bassa quota, inquina quanto 800 veicoli Euro 3. Mamma Quindi, mia! stiamo parlando di numeri, sono numeri estremamente importanti, e teniamo conto che fino a pochi anni fa non era possibile vedere cieli completamente bianchi, ovattati e pieni di strisce. Altra cosa a cui ci tengo estremamente precisare è che le attuali tecnologie che servono a dissimulare queste operazioni permettono di rilasciare a bassa quota e quindi a quote non idonee per la formazione di scie di condensa di qualsivoglia tipo, scie di tipo non persistente, cioè che non persistono per più di 30-40 secondi, ma anche in questo caso si tratta di scie di materiali rilasciati a bella posta, come dice il generale Mini, e non di scie di condensazione. Quindi non incorrere nell'errore di pensare che le scie non persistenti siano scie di condensazione. Non lo sono, in quanto le scie di condensazione sono un fenomeno per questioni fisiche veramente raro. Pronto? Sì, la sentiamo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Io ho chiesto di proposito ai signori Marcianò e Locatelli se ognuno di noi poteva fare qualcosa, perché per esempio ho trovato una notizia: il talco, quello che usiamo per i nostri neonati, ha una quantità di nanoparticelle ed è pericoloso per la salute del neonato della madre. Allora ci sono studi di gatti e montanari che hanno trovato la presenza di talco nei polmoni, è vero? Guardi, queste domande sono anche importanti, però diciamo che escono un po' fuori dal tema. In effetti le nanoparticelle, come ho detto all'inizio dell'intervista, sono presenti ovunque. Bisogna vedere e valutare quali sono i composti più tossici. Per esempio, gli ftalati che derivano dalla combustione dei carburanti aeronautici sono
estremamente dannosi per il sistema endocrino e provocano addirittura la femminilizzazione dei feti, già che comunque c'è verifica anche nei fatti, in quanto negli ultimi 5 anni la femminilizzazione dei feti ha avuto un incremento di oltre il 50%. Allora, poi no, la interrompo perché abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Stucchi e sono di Milano. Io da anni, almeno 3 o 4 anni, noto nella mia zona molte macchie ravvicinate bianche che non sono dovute certamente né alle cosiddette cicche americane né tantomeno a prodotti di pittura dei fabbricati, perché sono tutte bianche, sono sparse per grandi territori. Io vivo in zona Vittoria a Milano, però le ho viste anche in zona San Siro. Io ho visto anche San Donato, quindi non so, cioè si chiede che viene dal cielo sicuramente. Allora, grazie, sentiamo se i nostri possono dare una risposta. Ma io posso intervenire io? Sì? Sì, grazie. Allora, quello che posso dire è che noi stiamo cercando di divulgare, far capire questa problematica che è enorme ed è di una gravità spaventosa. Allora, in Italia purtroppo, per quanto riguarda la televisione, non se ne parla proprio. Vorrei dire addirittura, se posso entrare, che a dicembre 2013 in Spagna anche la TV spagnola ha cominciato a parlare di scie chimiche, cioè parlo della TV nazionale, che ha rivelato ulteriori prove di ricaduta di polimeri nanoartificiali e del dannoso effetto per la salute umana. Per cui abbiamo tutti notato che nei cieli di tutto il mondo, per scopi sconosciuti ed enigmatici, che gli spagnoli li chiamano capelli di angeli, e abbiamo visto e vediamo tuttora queste scie. Allora, non voglio essere qui a dire cosa sono i polimeri, perché ha già spiegato benissimo l'amico Basanò, però quello che voglio dire è che loro hanno documentato con degli scienziati in televisione proprio queste nanoparticelle che hanno possibilità di entrare nelle cellule e addirittura arrivare al nucleo, creando diversi disturbi, tra i quali la mutazione del DNA. Ma la più sconvolgente è stata osservare che nelle particelle sono sempre presenti nei tumori. Per cui per ottenere prove fisiche ora si comincia a capire anche un po' di più, perché le fibre cadute a terra, l'hanno documentato, non è solo un pericolo per l'aria che respiriamo, ma tutto quello che in cielo vediamo alla fine ritorna sulla terra. Ecco, purtroppo. Queste scie sono state osservate dagli Stati Uniti alla Scandinavia. Sono stati fatti delle analisi da parte di scienziati come Luis Alamenco, adesso credo che si chiami così. È stato esaminato un vaso di fango mescolato con fibre bianche cadute dal cielo. È stato verificato che non sono fatti di metallo, ma dopo una migliore analisi è stato scoperto che contenevano nient'altro che particelle metalliche. Loro hanno analizzato il pH del fango, è stato trovato un pH 4,7, quindi per loro è davvero alto, capite? Nella verdura è stato trovato delle fibre a forma di ragnatela, con particelle metalliche, guardate dove siamo arrivati, e sotto forma di materiale plastico, cioè un polimero sintetico mai visto. Ma allora scusi, la FDA americana e tutti gli organismi scientifici internazionali sono tutti silenti su questo problema, è possibile? Purtroppo sì. Quello che posso dire adesso è far arrabbiare tanti cittadini italiani che neanche farò posto, proprio a dicembre 2013, cioè vuol dire che nel 2013 all'inizio dei primi giorni in Spagna hanno trasmesso nella rete nazionale quanto ho detto ora, e giorno più giorno meno in Italia invece il cervellone Matteo Renzi che parla e come hanno scritto loro dalle parti di Siena, l'ho visto io personalmente, ci ho fatto 2 balle, l'ho letto su una rivista, e ha ritrovato, ha parlato in una trasmissione di Santoro che vieta di parlare di scie chimiche
in quanto da lui considerate da visionari. Allora, E richiara la dose suggerendo il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio per chiunque ne parli. Beh, Cioè, benissimo, è allora, assurdo. visto, noi a Radio Padania ne parliamo, però ne parliamo con un punto di domanda, perché argomenti scottanti non bisogna non parlarne, bisogna che il cittadino si faccia una propria opinione consultando gli esperti, ed è quello che noi abbiamo fatto. Allora buttiamo l'amo e diciamo non zittiamo, anzi andiamo avanti, e magari più avanti chiederemo ai nostri interlocutori se ci sono novità nazionali, europee o internazionali che hanno cominciato a dare delle risposte. Allora, grazie al signor... Intanto la ringrazio e saluto anche l'amico, e confermo che queste cose sono più che serie, in quanto nel mese di ottobre del 2013 abbiamo subito il sequestro del nostro hardware, laddove la magistratura evidentemente cercava di ottenere informazioni rispetto a quello che abbiamo trovato noi in questi anni. Allora, quindi grazie al signor... Significa che le istituzioni sono contrarie alla divulgazione di queste informazioni. Allora, ringraziamo intanto il signor Marcianà e il signor Locatelli. E come abbiamo ripetuto, Radio Padania ha ospitato davvero queste due voci che dicono... continuiamo noi cittadini a chiedere la verità che magari è stata finora sfiorata o nascosta, e noi vogliamo invece sapere. Noi non diciamo che conosciamo la verità, non la conosciamo assolutamente, però chiediamo di continuare nelle ricerche. Allora i nostri interlocutori fra un po' di tempo ci diranno se ci sono delle novità al proposito e se le comunità scientifiche si stanno muovendo, perché noi vogliamo sapere, per il bene delle nostre famiglie e di noi tutti, che cosa sono queste misteriose scie chimiche. Grazie, ed ora facciamo una breve interruzione.
Bene, eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo l'ascolto in questo momento, io sono Renata Galanti e questo spazio è dedicato allo sportello famiglia, in cui di volta in volta che sentiamo e facciamo parlare anche coloro che si occupano della famiglia. E chi si può occupare più dei nostri anziani che Silvana Fandella, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cara Silvana, io ti ho chiamato questa mattina perché mi risulta che ci è stato segnalato da alcune ascoltatrici che adesso i poveri anziani si trovano alle loro porte dei vigili, proprio così. Ci sono i truffatori che si presentano vestiti da vigili, quindi bisogna fare il tam tam il più possibile. L'abbiamo già fatto, ma lo rifacciamo. Non fate entrare nessuno in casa vostra, neanche se si presenta alla porta un vigile, perché non viene un vigile se non con diciamo un avviso di presenza, ecco. Cosa diciamo? Vigliacchi, farabutti. Ecco. Deve avere in mano una notifica, qualcosa, e comunque sempre farsi dare il nome e il numero di telefono del comune prima di aprire e dire: senta, mi dia un recapito telefonico del suo comune, del superiore della polizia, che praticamente io chiamo per informarmi, visto che sono già stata truffata una volta, non voglio esserlo per la seconda volta. Quindi bisogna esigere il nome e il cognome della persona e anche un numero di ufficio a cui poi poter fare riferimento e chiedere informazioni. Ecco, allora ripetilo bene. Quando si presenta, voi vedete dallo sportellino, magari dall'occhio che c'è sulla vostra porta, o se non l'avete, non aprite. Se lui dice dall'altra parte, l'interlocutore dall'altra parte dice sono un vigile, fate quello che ha detto Silvana. Allora Silvana, ripetilo bene. Vi fate dare il nome e il cognome e il numero dell'ufficio del comune, della polizia municipale di competenza, al che dite: guarda un attimo, telefono per verificare l'esattezza del suo dato, perché io non apro nessuno perché sono già stato imbrogliato una volta, e così facendo, se è un imbroglione se ne va, altrimenti rimane lì. Voi avete tempo di fare la vostra telefonata e verificare che la persona sia la persona giusta, che abbia la notifica per voi veramente, ecco, perché tante volte ci sono proprio questi imbroglioni. Oltre a questi vestiti da vigili vengono anche come Enel, come fornitori del gas, eccetera. Quindi anche lì sempre farvi dare il loro nome e cognome e il numero di riferimento della ditta a cui appartengono. Voi fate nient'altro che telefonare e dire: c'è qui questo signore tal dei tali, è vero che è venuto a controllare il gas o il contatore della luce, eccetera, eccetera, perché adesso con queste divise ormai le comprano ovunque, nei mercatini, eccetera, eccetera, e per loro è utile vestirsi così, perché sanno comunque che, essendo un'autorità, le persone aprano tranquillamente, si sentono anche protette, tra l'altro. Invece purtroppo è proprio il contrario. Cioè vediamo che ogni giorno che passa diventano più raffinate le tecniche per imbrogliare le persone normali, e soprattutto le persone anziane che non hanno strumenti. E sanno magari che sono da sole, tra l'altro. Esatto, stanno anche, addirittura mi dicono che si informano, cioè in un condominio si informano chi vive sola o solo. Assolutamente, sì. Allora, cosa possiamo dire? Che commento possiamo fare, Silvana? E che purtroppo oggi, che tristezza! Sempre più ci sono persone che stanno cercando di arraffare soldi a tutto spiano, quindi i ladri non sono più ladri comuni, ma si travestono
da ufficiali pubblici e quindi le studiano tutte pur di accaparrarsi un appartamento, magari degli oggetti se non trovano soldi o oro, qualsiasi cosa va bene oggi per poterla vendere e recuperare denaro. Quindi veramente bisogna stare molto allerta, sempre attenti e comunque dire sempre: guardi, c'è qui mio figlio, cercare di far capire che non siete da soli e non aprite la porta, perché purtroppo non solo se aprite la porta non riuscite poi a difendervi eccetera, ma hanno preso anche un'iniziativa di spruzzare qualcosa verso la persona per poterla stordire. Ecco, quindi anche questo è un gran pericolo, voglio dire, non voglio spaventarvi, ma purtroppo siccome succede e sono già successe questi guai, ecco, io spero che veramente stiate molto attenti e prima di aprire una porta vi facciate dire nome e cognome e il numero dell'ufficio di competenza al quale poter chiedere informazioni, sempre questi due dati, mi raccomando. Ecco, chi volesse contattare Silvana Fandella, che è Padana Assistenza Insieme nel Futuro, può chiamare per chiedere consigli, per chiedere quello che vuole, informazioni sul sociale. Il suo numero è 339-810-5527. Lo do perché ha autorizzato lei a darlo in diretta. Silvana, assolutamente sì. Cosa possiamo dire? Andiamo avanti, difendiamoci. Andiamo avanti, d'accordo. Senti, grazie, bene, grazie a Silvana a te Fandella. E a tutti. Eccoci di ritorno. Allora, in questo momento il nostro assessore all'agricoltura Giovanni Fava è in conferenza stampa con la Coldiretti per parlare dei vari problemi dell'agricoltura e io avevo chiesto di fare un commento sul comunicato stampa che mi hanno inviato, ma che vi leggo. Allora, noi cercheremo di collegarci, ma sarà molto difficile con uno dei due, o Fava o Prandini. Ma vi leggo intanto il comunicato stampa che ho ricevuto dalla Coldiretti. Troppi silenzi, arrestato il direttore del consorzio del Parmigiano. Coldiretti, troppo silenzio, troppo il consorzio faccia chiarezza. Silenzi e misteri sull'arresto del direttore Riccardo Deserti del consorzio del Parmigiano Reggiano. Lo denunciano la Coldiretti regionale e quella mantovana. Deve essere fatta chiarezza sull'intero
questione, afferma Paolo Carra, presidente della Coldiretti di Mantova. La Coldiretti si chiede anche come si possa essere arrivati a una situazione del genere. I vertici del consorzio, massimo esponenti delle centrali cooperative, hanno il dovere morale di assicurare la massima trasparenza a tutela del buon nome di uno dei più importanti prodotti italiani e di centinaia di imprenditori, spiega Ettore Prandini, presidente della Coldiretti Lombardia, e aggiunge: e poi vorremmo sapere quando verranno tagliati i legami equivoci con i produttori di simil parmigiano che danneggiano il vero formaggio made in Italy e i bilanci delle aziende italiane. Anche perché non bisogna dimenticare che solo nell'ultimo anno le importazioni di formaggio similare dalla Ungheria hanno sfiorato i 3 milioni di chili e che proprio in Ungheria opera la Magyar, industria casearia di proprietà di una società italiana, a sua volta partecipata da Itaca, società cooperativa, il cui presidente è stato fino all'inizio del 2013 proprio Giuseppe Alai, attuale presidente del consorzio del Parmigiano, che si è dimesso dalla presidenza di Itaca dopo la denuncia della Coldiretti. Io spero di avere ai microfoni il presidente della Coldiretti al più presto possibile, così seguiremo l'evoluzione di questa storia. Ma adesso do il benvenuto a Max Bastoni. Ciao Max. Ciao Renato, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, io sono stata fermata, io abito a San Siro, come tu sai, io sono stata fermata da una dei nostri, chiedendo, che mi ha chiesto di non fare il suo nome, altrimenti viene indicata e subisce conseguenze, ma di sottolineare come in via Maratta e in tutta San Siro ci sia in corso delle occupazioni abusive. Lei ha telefonato anonimamente all'ALE e le è stato detto: ma non possiamo mandare lì qualcuno in attesa che questi sfondino la porta, possiamo intervenire quando il danno è fatto. Allora passo a te la patata bollente, perché ho promesso alla signora di dare una risposta, domani di dare una risposta. Ho detto chiederò a Max e poi gli dirò cosa si può fare. Però la poveretta ha paura, la poveretta ha paura. Certo, io la capisco molto bene, Renata. Guarda, il problema dell'abusivismo nelle case popolari è un problema che conosciamo bene. Tra l'altro poco distante da quella via che tu hai detto prima, in un quartiere sempre vicino a San Siro, il quartiere Gallarattese, più precisamente in via Bolla. Mamma mia, non parliamo. Feci convocare d'urgenza le due commissioni congiunte del Comune di Milano, quella sulla sicurezza e quella sulla casa, per andare a fare una verifica e a rendere edotto tutto il Consiglio di quale situazione fossero costretti a vivere i residenti in quell'immobile, anche quello di proprietà dell'ALE. Vennero chiamati anche lì i tecnici dell'ALER, i quali ovviamente diedero delle risposte così un po', chiamiamole leggere. C'è però una questione sostanziale da dire, che in questi quartieri la problematica è soprattutto sociale. Se si vuole capire questo, si può affrontare il problema sotto un'altra ottica e cercando di dare delle risposte più serie. Io non voglio difendere l'ALER, che secondo me ha diverse colpe, soprattutto nella gestione dell'amministrazione ordinaria e anche straordinaria, se vogliamo ben vedere. Però
Quando si tratta di problemi sociali non è l'ALER che deve intervenire, purtroppo sono le forze dell'ordine su richiamo delle istituzioni locali e quindi del comune, quindi è il comune che deve farsi proprio di questo problema e non voltare la faccia dall'altra parte facendo finta che questi problemi non esistano. Il problema dell'abusivismo nelle case popolari esiste ed è un problema molto forte, molto sentito da chi è lì magari in maniera regolare, perché subisce la violenza vera e propria. Io quest'oggi, proprio parlando di Via Bolla, riceverò alcuni residenti, quelli regolari, quelli che si battono da tempo contro l'abusivismo e contro tutto ciò che va contro il rispetto della normale convivenza, proprio perché venerdì se non sbaglio, o giovedì, adesso non ricordo bene, c'è stata un'aggressione nei confronti di un residente che denunciava il fatto che non vengono rispettate non solo la convivenza, ma addirittura le regole con questo, diciamo, forma di abusivismo che in un certo senso è controllato, c'è una vera e propria società segreta, chiamiamola così, che riesce ad assegnare in maniera abusiva le case che ci liberano energie, e lo fa nel giro di poche ore dal momento in cui vengono liberate. Quindi evidentemente c'è qualcuno che sa controllare, che ha i suoi agganci su tutto il territorio, perché queste case non è possibile che nel giro di poche ore che vengono liberate vengono immediatamente rioccupate in maniera abusiva. E su questo sicuramente c'è delle responsabilità l'ALER che sono enormi, ma ci sono anche delle responsabilità che sono di chi deve far rispettare le regole e di chi deve mandare là dove è necessario le forze dell'ordine a far rispettare la legge. Allora, io ricordo, scusa Max, ma purtroppo abbiamo ancora un paio di minuti. Io ti lascio con questa preghiera. Io risponderò alla signora che tu te ne stai, diciamo, interessando, ecco. Digli tranquillamente di contattarmi, la signora, perché farò presente la questione in Consiglio Comunale e cercherò di mobilitare tutte le persone che devono mobilitarsi in queste situazioni, cioè il Comune, l'assessore alla sicurezza, le forze dell'ordine, la polizia locale e non solo, perché se c'è una problematica di abusivismo vuol dire che c'è una problematica di non rispetto delle leggi, e le leggi vanno fatte rispettare. Cioè, mi sembra difficile il concetto. Ecco, ricordo per chi avesse qualche dubbio, qualche sinistrorso che avesse qualche dubbio, che la chiamavano signora Gabetti, quella che dove in una delle parti più disgraziate della nostra città bisognava rivolgersi a lei per occupare le case. Ricordo che purtroppo sì, è vero, chiamavano... È proprio un vero e proprio sistema illegale dietro cioè questa signora si è arricchita dando le case, lei dava le case agli occupanti, avete capito bene? Il buonismo della sinistra cosa porta? Va bene, Bastoni, grazie. Cosa possiamo fare? Ho appena parlato con la Fandella perché si presentano anche vestiti da vigili alle persone anziane, bussano alla porta e si presentano vestiti da vigili. Ma insomma, queste sono altre problematiche, purtroppo sono vittime. Si parla tanto dei diritti, non so, anche nel Comune di Milano si parla tanto dei diritti degli omosessuali piuttosto che degli islamici, e nessuno parla dei diritti degli anziani che quotidianamente sono vittime di soprusi, violenze e questi tipi di inganni per poter magari rubarli quelle 2 lire che hanno di pensione. Questo è veramente uno scandalo, nessuno si occupa di queste cose. Chiudiamo con una ciliegina. Hanno appena buttato una bomba in Nigeria e hanno ammazzato gli amici islamici, hanno ammazzato non so se quanti centinaia o decine di cristiani. E questa è la ciliegina sulla torta su cui chi invoca il buonismo islamico. E con questo vi do appuntamento a giovedì. Avete ascoltato Sportello Famiglia. Un nuovo modo per sostenere la tua radio.